Amici bellini, buongiorno, come andiamo? Video speciale, video breve, perché? Perché stasera andremo live dopo la partita di Champions dell'Inter, quindi sintonizzate gli orologi. Lo sapete, quando si andrà live si parlerà un pochino della Champions, io guarderò la partita e faremo un commento generale insieme, ma questo è l'ultimo avvertimento, l'ultimo reminder per tutti voi che volete partecipare alla prima giveaway del Caffè Napoli 1926, la vedete? Questa qua, che però io sul mio sito valeriofluido.hoplix.com io ne ho fatta anche un'altra speciale, che è sempre così, però l'ho fatta in 3 colori diversi, considerando anche il blu scuro e il rosso, e dietro invece di Valerio Fluido c'è scritto Maradona 10, e quindi è una dedica particolare. Gli amici di Hoplix offrono questa giveaway per me, sono stati gentilissimi e carinissimi, e quindi se siete a Napoli arriverà ancora più in fretta perché parte da Napoli, se siete da qualche altra parte ci organizziamo, non c'è problema. Però vi ricordo che dovete, perché ho fatto una simulazione della giveaway che noi faremo nella live stasera, e ho fatto la simulazione. Il primo vincitore, per esempio, c'erano gli auguri nel commento: auguri Valerio, grazie mille, ma non c'è il tuo nome che hai sul canale Telegram, quindi io come ti becco, amico mio? Ecco perché dovete essere iscritti, oltre che al canale, anche al canale Telegram, che trovate il link in basso in descrizione. Quindi controllate la descrizione di questo video e andate, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un commento con il vostro nome Telegram nel video della giveaway. E così stasera nella nostra live, raggiunto un certo numero di likes che oramai mi stanno piacendo, faremo questa estrazione, un piccolo regalino per voi. Il canale sta esplodendo e va bene così. Dopodiché arriveremo a 5.000 e ci saranno 3 regali, quindi iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, e se arriviamo a 5.000 aumentano i regali. Io vi devo ridare quello che voi state dando a me, è così che si fa. E a questo punto io direi che in silenzio posso anche guardarmi e godermi il video di Gerardo Marino, che non ho ancora visto. Io li guardo tutti, voi lo sapete, lui è un grande, è un grandissimo. Lo faccio partire e me lo guardo per evitare strike di copyright e cose varie. Lo metto qua dentro piccolo, però magari, insomma, giusto vedrete la mia reazione, perché oggi, stasera, ho guardato la 7 e ho guardato finalmente il Maradona di Kusturiz, che è una cosa straordinaria. Gridavo da solo a vederlo vestito bene, con le scarpe, con i mocassini, che comunque metteva a 50... Ma lasciamo proprio perdere e fatemi godere questo video insieme a voi. The King, ma più di un re. Oltretutto lui era sempre contro il potere, sempre contro i potenti, e schierato anche politicamente, sempre politicamente scorretto. Quello per questo l'hanno incastrato più e più volte, mannaggia miseria. È una roba veramente, se voi andate ad approfondire, se voi volete veramente approfondire, approfondite, ma sul serio. Guardatevi tutti i documentari e capite il personaggio cosa era in grado di fare, cosa era in grado di smuovere. E giustamente il minuto di silenzio, e nel tabellone Diego ha guardato tutta la partita praticamente. Anche bello che non ci fossero sponsor quella sera di lato, solo la scritta Diego Armando Maradona. E un applauso anche alla Roma, che ha accettato questa cosa, perché lo sapete che con gli sponsor poi deve esserci sempre un accordo tra le due società che vanno in campo. Applausi generali sentiti, ovviamente. E qua c'è il primo, là ci poteva stare il cartellino giallo per i Bagnets. Qualcuno mi ha parlato che potevano esserci 2 gialli per i Bagnets. E qua un pochino di esempi di come si tirano le calce di punizioni, giustamente. Mamma mia. E adesso tocca a Insigne, che da lì riflettevamo: in un altro momento tu l'avresti probabilmente messa in mezzo.
avresti fatto un cross al centro. E invece da lì molto defilato, lontano. Insigne non... Sì, è un grande col destro, però non è proprio uno specialista incredibile. Invece quella sera, senza neanche esultare perché era commosso, la fa, va a prendere la maglia e la onora. Mario Rui, mamma mia. Fabio, lo so, vai tranquillo. Dico che si impressiona. E anche qui somiglia, anche questo gol di Diego somiglia al gol di Fabian Ruiz, che di sinistro, sotto le gambe dell'avversario e nell'angolino con Mirante assolutamente battuto, che non ci può provare nemmeno. Una roba incredibile. Diego lascia il pallone, Di Lorenzo al cross secco su Elmas, che tira stavolta centrale. Qua Mirante poteva fare un po' meglio, perché questo è il classico errore alla Ospina con la respinta centrale. E poi un'azione da manuale, triangoli, Bobotta che cerca di servire Petagna, ma poi la palla arriva a Politano che si scarta a tu. Dai, ma come si fa? Lo spirito di Diego. E io adesso li voglio vedere, perché questa è una serata speciale. Vedi i paragoni, vedi perché Gerardo Marino è il miglior filmmaker in circolazione, il migliore assoluto. Veramente qualche cosa di straordinario. E ripeto, c'era la Roma, le defezioni, tutto quello che volete voi, il 4-3-3, tutto quello che volete voi, ma io adesso li voglio vedere prima in Coppa e poi li voglio vedere poi in campionato, perché adesso bisogna fare un mini filotto. Voglio 2 vittorie consecutive per dimostrare al campionato che ci siamo, altrimenti noi continuiamo a dire quarto posto, terzo posto, non esiste proprio. Da New York, Valerio Fruto è tutto, sapete cosa fare. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.